Va ora in onda la rassegna stampa. Ditemi se non fate come il nostro regista Simone, che è lì che miagola la mattina, miau, miau, miau. Alla fine si canticchia questo pezzo di Rossini, I gattini di Rossini, perché è irriverente come la nostra rassegna stampa, o quello che rimane di rassegna stampa dopo che il direttore Giulio Cainarca più di un anno e mezzo quasi, la diede in mano al sottoscritto Sammy Varin. Buongiorno. No, non è una rassegna stampa, è un modo per passare il tempo insieme, mettendovi sul tavolo le notizie del giorno, confutandole leggermente ma non troppo, ma nello stesso tempo preparandovi a una giornata di studio, di lavoro, di passeggiate. Se siete pensionati, mi raccomando, passeggiatina intorno a casa anche quest'oggi, e magari si passa anche in edicola e si compra un quotidiano, uno solo basta, che poi ve lo tenete anche per tutta la settimana, perché ormai i quotidiani sono così ricchi di commenti eccetera che insomma vale la pena di prenderne uno, magari uno diverso al giorno. Il buongiorno si sente dal Varin, certo, a Simone, ma a tutti coloro che in questo momento ci stanno ascoltando nei modi più diversi e disparati. Chi in automobile con la radio DAB, chi la radio DAB se l'è fatta regalare per Natale e quindi, come una radio qualunque, basta estendere l'antennina, accendere, schiacciare DAB, quella fa la ricerca automatica come il vostro televisore di casa, e poi vi fa ascoltare nuove radio che non trovate sempre facilmente in FM, radio tematiche, ognuna dedicata magari a un tipo di musica diversa, ma anche a diversi modi di parlare. C'è quella che prega, c'è quella che s'arrabbia parlando di politica, e che siamo noi, Radio Libertà. Buongiorno a chi ha scaricato l'applicazione di Radio Libertà sul cellulare, che è la soluzione migliore. Poi mi dicono che consuma anche pochissimi gigabyte, ne vale la pena. Oppure sul sito radiolibertà.net, ma questa rassegna stampa va anche in onda su Facebook e su YouTube. Cercando Lega Salvini Premier siamo in onda tutta la mattina. Che onore, ragazzi miei. Il buongiorno si sente dal Varin, ma anche dalle vostre telefonatine, dai vostri WhatsApp al 340 67 09 659. Siamo l'unica radio che fa una rassegna stampa in diretta con i propri ascoltatori, cioè voi potete commentare in diretta le notizie che vi leggerò tra poco, inviando messaggio WhatsApp al 340 67 09 659. Tra una chiacchierata e l'altra arrivano anche gli ospiti, e alle 8:45 con la deputata della Lega Giovanna Miele parleremo di quello che sta succedendo ai nostri ragazzi, alle violenze a scuola e fuori da scuola. Di chi è la colpa, cosa si può fare, che è la domandona del giorno che pongo a tutti voi che vi state svegliando con la mia voce. Dove stiamo sbagliando? Ieri mattina, mi scrive Marco, i liceali di La Spezia hanno manifestato davanti all'istituto professionale del ragazzo assassinato dal suo compagno di classe, con slogan che incolpavano insegnanti e preside di sapere ciò che stava per accadere e di non essere intervenuti per tempo. Guarda che questa storia comunque l'abbiamo già sentita, quel ragazzino che a ottobre si è tolto la vita perché era stalkerizzato dai propri compagni, e pare che non avesse fatto niente la scuola, e la scuola sapeva. La domanda, scrive Marco, è questa: ma voi ragazzi siete sempre disponibili a dare ascolto ai vostri insegnanti quando tentano di farvi ragionare come persone civili, o li ascoltate solo quando vi assecondano sbagliando per quieto vivere? Bella domanda, Marco, è una domanda che pongo a tutti voi. C'è ancora la possibilità di essere ascoltati? Attenzione, non solo parlo degli insegnanti con i loro alunni, ma anche dei genitori con i propri figli. Ci ascoltano? Abbiamo perso un po' di smalto? Abbiamo perso, come si può dire,
credibilità. Sto parlando troppo difficile per essere le 7:36. Sì, devo stare un po' più terra a terra. Vai. Allora, entriamo subito. Entriamo nei quotidiani. No, prima le ultime notizie della notte, perché ormai con Trump, io ve l'ho detto, gli do poca importanza. Ci sono, lo devo dire, mi scappa da dirlo, paginoni su tutti i giornali dedicati a Trump, a quello che ha detto, a quello che ha fatto, Io sinceramente non vi voglio tediare con queste cose, anche perché poi lo vediamo, dice una cosa e poi quella cosa si sgonfia pian piano. Chiaro che i giornali devono parlarne per pompare, pompa la notizia. Allora l'ultima frase di Trump. Ha detto: sulla Groenlandia i leader europei non faranno resistenza. Alla Francia dazi del 200% sui vini. Oh! Noi italiani chiaramente ci dispiace, spiace, però i nostri vini sono più buoni di quelli francesi, a questo punto costeranno di meno, visto che noi non abbiamo inviato truppe a fare la guardia agli orsi polari. E poi Trump ha insultato Macron dicendo nessuno lo vuole, e questa comunque è una grande novità. Dategli sto Nobel, l'editoriale di Massimo Gramellini anche sul cartaceo, però poi ve lo leggo perché giustamente adesso qualcuno inizia a pensare anche che ci sia qualche problema psicologico in questo Trump. Chiaramente noi lo amiamo, però qualche dubbio viene sempre. Questa è l'apertura del sito del Corriere, poi naturalmente sul Corriere, su tutti i quotidiani, in apertura ancora su Repubblica, la morte di Valentino, l'eleganza del genio, addio Valentino. E qui veramente ci stanno pian piano lasciando tutti quanti. Resistiamo nonostante gli acciacchi, nonostante certo uno ti passa anche la voglia di vivere. Io la capisco sta cosa, perché soprattutto se siete di generazioni indietro, già noi che siamo alla soglia dei 60 ci abbiamo le scatole girate, quelli che sono intorno agli 80 lo so. Però ragazzi, deve esserci anche un po' di curiosità, capire cos'altro può succedere, e qui vi assicuro anche quest'oggi avete un buon motivo esistenziale. Ascoltare la rassegna stampa di Sammy Varin su Radio Libertà vi dirà delle chicche, vi racconterà delle chicche che mai pensavate, ve l'assicuro. Ad esempio potremmo partire con il vostro giornale di riferimento. So che lo amate, lo comprate a più non posso, il quotidiano Il Manifesto, perché per chi non lo sapesse è un quotidiano comunista. Il Manifesto di quest'oggi ritorna in America. Fischia al vento, signori, che delizia, che tormento. Reportage da Minneapolis che resiste alle squadre naziste dell'ICE. Dalle chiese ai sexy shop trasformati in campi base armati di acqua e ghiaccio, i cittadini tengono testa da giorni agli occupanti che hanno ucciso René Good e con i loro fischietti suonano la sveglia per tutti, capito? Fischi al vento. Il Manifesto parla di una cosa di cui non parla più nessuno. Bravo Manifesto, ma subito sotto la frasettina di ieri di Trump: no Nobel, no pace. Trump vuole tutto. Il messaggio al primo ministro della Norvegia: no comment sull'uso della forza in Groenlandia. E anche qui capiamo, che psicologicamente qualche deriva ogni tanto nel presidente degli Stati Uniti c'è. Chiaro che rispetto a Biden, ragazzi, ma 1000 volte Trump. Ogni tanto sembra che psicologicamente ci sia qualche problema, e se lo chiedono esperti un po' da tutte le parti. Ad esempio, io vado sul Corriere e in effetti Massimo Gramellini, ridendo scherzando, ci sta sulle balle, però oggi dice anche una cosa divertente e carina. Il caffè di Massimo Gramellini, in prima pagina sul Corriere, scrive: dategli sto premio.
a Trump, perché se l'è presa. Infatti c'è anche la vignetta di Giannelli, Trump con in mano la colomba della pace, la sta strangolando, gli sta pure sparando e gli dice: così imparano a non darmi il Nobel, capite tutto. Vi leggo Gramellini. Stuoli di psicologi, per non dire di psichiatri, stanno analizzando la lettera scritta di suo pugno da Donald Trump al primo ministro norvegese. Vale la pena di riportarne il passo saliente. Poiché il suo paese ha deciso di non darmi il premio Nobel per la pace, pur avendo io fermato oltre 8 guerre, non mi sento più obbligato a pensare puramente alla pace. Frase pesante, dobbiamo riconoscerlo tutti quanti, se non fosse che a dirla è Trump. E ve l'ho detto, tra il dire e il fare, che cavolo, c'è da preoccuparsi? Io ve lo chiedo subito, 340-6709-659, cosa ne pensate? Un bimbo capriccioso non avrebbe saputo dirlo meglio, scrive Gramellini sul Corriere. Trampino era stato tanto buono, ma quei cattivacci di Oslo non gli hanno voluto regalare il giocattolo che in cuor suo pensava di meritare. Così adesso, per ripicca, si sente autorizzato a papparsi la Groenlandia. Gnam! I biografi avvalorano l'ipotesi degli psicanalisti. Il piccolo Donald non ricevette gratificazioni dal padre e da allora ne è costantemente alla ricerca, tanto da avere finito per attribuire un'importanza esagerata a qualsiasi riconoscimento. Mentre Putin se ne infischia degli applausi e fa il duro per conservare il potere, Trump lo fa per reagire al bisogno insoddisfatto di essere approvato. Odia chi non lo ama, cioè chi non gli si sottomette, perché la sua concezione turbo-narcisistica dell'amore coincide con la devozione assoluta e il compiacimento continuo. Se fossi nel premier norvegese, al feroce bambino della Casa Bianca spedirei un Nobel per la pace di cioccolato, un diploma a base di cacao venezuelano, coperto da una montagna di panna, montata, quindi somigliantissima a lui. Così Massimo Gramellini, certo non lo amiamo, però qualche dubbiettino, ogni tanto un bacino glielo possiamo anche dare. Che ne pensate? 340-6709-659. Io ogni mezz'ora leggo i vostri WhatsApp e tra poco comincio. Il Fatto Quotidiano. Crosetto si allarga, 1,2 milioni in più allo staff. Oh, so soldi! Una difesa extra large, scrive il Fatto Quotidiano. Altri 24 collaboratori e indennità più alte. L'alibi delle guerre, troppa instabilità internazionale, così gli assunti crescono a 160, 486 mila euro in nuovi stipendi, oltre 700 mila negli aumenti. Chiaramente cercheremo di capire, e oggi ne parla, se non erro, Repubblica, La Stampa o giù di lì. I guai del governo nel Consiglio dei Ministri di oggi, scrive ancora il Fatto Quotidiano. Il Quirinale, lo sapevo io, frena il DL sicurezza. Molti rilievi, slittamento probabile. Salvini insiste, soldati in strada. E lo sapete, la questione sicurezza per noi è importantissima. Ne parleremo proprio alle 8:45 con la deputata Giovanna Miele. Il patto scuola-famiglia alla luce degli ultimi accoltellamenti che si sono verificati fuori e dentro la scuola. Dove stiamo sbagliando? Cosa si può fare? Certo, nuove leggi, brutte multe, ma anche educazione. E questa educazione deve arrivare sia dai professori, sia da noi genitori e anche da voi nonni. Secondo me avete un'importanza ancora più grande di quella dei genitori, perché siete staccati da quella che è la vita intima quotidiana della famiglia e potete farvi sentire meglio. È un casino però con queste nuove generazioni, lo riconosciamo, è veramente un casino. Dove andiamo?
Andiamo sul quotidiano Il Giornale, che come tutti i giornali apre naturalmente con San Valentino, addio al patrono dello stile, e tante pagine su Valentino da tutte le parti. Se ne va l'ultimo imperatore della moda, vestì principesse e attrici, un'idea di eleganza, il suo rosso, la donna in un colore, gli affari, vendite in calo e 1 miliardo di debiti. La generazione d'oro degli stilisti, finisce l'era dei sarti della bellezza. Confermata l'inchiesta del quotidiano Il Giornale, Hannun resta in cella. I giudici lasciano in carcere il capo di Hamas in Italia. Intanto, lo dicevamo da mesi, nasce il partito dei centri sociali, cioè non bastava il partito islamico, anche il partito dei centri sociali. Mohamed Hannun resta in carcere. Il Tribunale del Riesame di Genova ha deciso che non vengono revocate le misure cautelari per l'uomo considerato il vertice della cupola di Hamas in Italia. Groenlandia, Meloni prova la mediazione, e noi chiaramente siamo con la Meloni, che non ha inviato soldati in Groenlandia, ma che aggiusterà tutto quanto, ne sono certo. Entro all'interno, lo sapete, l'inchiesta è proprio di questa testata del quotidiano Il Giornale, quindi ci sono 2 paginoni su questo argomento. Hannun resta in carcere, pericoloso anche per il riesame. Il Tribunale di Genova conferma le misure cautelari in regime di massima sicurezza. Anche altri 3 degli arrestati, uno di loro confessa e inguaia il riesame, la cupola di Hamas. Il referente milanese che parlava dei soldi a Hezbollah, finanziamento della Jihad. Rimane in galera anche Dawood, l'uomo che gioiva per i tunnel dei terroristi a Gaza. Sì, ci sono quelli che, sai, si eccitano con poco, viene quel fremito a vedere un tunnel degli Hezbollah di Gaza, di bla bla bla. E i centri sociali si fanno al partito. Francesco Giubilei ne parla a pagina 9 del Giornale. Noi l'alternativa al governo Meloni. Da Scatasuna a Leoncavallo, il piano per un movimento, il lancio a Torino. Scende in campo il partito dei centri sociali. La galassia antagonista si prepara al salto di qualità e vuole lanciare un nuovo movimento alternativo al governo Meloni. A promuoverlo dovrebbero essere alcune delle sigle più note, a cominciare da Scatasuna a Torino, il centro sociale sgomberato dopo l'assalto di alcuni suoi militanti al quotidiano La Stampa, il Labas di Bologna, lo Spin Time di Roma, il Leoncavallo di Milano, Officina 99 di Napoli e altre sigle minori presenti nelle varie città italiane. Alla galassia antagonista si dovrebbero unire anche i Notab, fantastico, il sindacalismo rosso radicale, i mondi pro-PAL e i collettivi universitari. Sabato scorso si è svolto a Torino il primo incontro in questa rete al campus Einaudi dell'Università di Torino, in un'aula richiesta all'Ateneo da CUA, studenti indipendenti, Cambiare Rotta, FGC e Coordinamento Antifascista Universitario, per svolgere un'assemblea promossa dal Centro Sociale a Scatasuna. Si è trattato di un'iniziativa nata come risposta all'attacco del governo Meloni ai movimenti sociali. E qui mi fermo, ma l'articolo prosegue e ci dà da ben sperare. Che bello, un bel partito in più, il partito dei centri sociali. A proposito di infiltrazioni, nella stessa pagina del quotidiano Il Giornale, un festival in famiglia a Saronno con un big in odore di fratellanza naturalmente musulmana. A denunciare la gravità di questo fatto l'europarlamentare della Lega Anna Maria Cisint. E per fortuna che c'è la Cisint che sbircia tutto quello che accade nel nostro paese e che non va sui giornaloni. Siamo ancora sul quotidiano Il Giornale. Interessante anche quello che scrive a pagina 19 a proposito delle bufale smentite. Qualche esempio: la salute pubblica. La spesa sanitaria cresciuta del 4,9%, ma resta il divario tra nord e sud. La Corte dei Conti che dice sistema non equo, l'effetto zavorra
delle regioni in rosso. Ragazzi, c'era qualcuno che voleva fare la secessione per un buon motivo, e poi certo era un'utopia. Ma quale flop del governo, scrive Maria Sorbi sul Giornale, ma quale sanità al palo? Le bufale costruite dai 5 Stelle non stanno più in piedi e soprattutto sono basate su numeri inesistenti. I grillini denunciano tagli quando invece i soldi dati alla sanità sono aumentati, e denunciano dati sotto la media europea quando l'incidenza stabile sul PIL in UE è del 6,9 e in Italia del 6,4, una differenza irrilevante soprattutto se usata come leva per sparare veleni poco costruttivi. I nodi sanitari, scrivono ancora oggi sul Giornale, ci sono e si chiamano regioni zavorra e divari tra nord e sud. Sono ancora troppe le disomogeneità tra regioni, così come le situazioni critiche nelle gestioni, e il post-pandemia non ha segnato il cambiamento atteso. In particolare sono le regioni in piano di rientro: Calabria, Molise, Sicilia, Campania, Lazio, Abruzzo, Puglia, a continuare a mostrare difficoltà strutturali nonostante alcuni miglioramenti nei conti. E l'articolo prosegue: altra bufala smentita, la sicurezza, signore e signori. La stretta funziona, i delitti sono in calo, il caso femminicidi sono al minimo da 10 anni. Questi i dati del Viminale. La Spezia, arresto convalidato, protesta davanti alla scuola, se ne occupa Patricia Tagliaferri, ma qui ci occuperemo di questo argomento anche su altri quotidiani. Un'altra bruttissima notizia di questi giorni è l'ennesimo femminicidio, la 41enne uccisa in casa, la morte di Federica, l'ha fatta a pezzi e provato a bruciarla, poi voleva fuggire. Le mosse del marito ricostruite nel decreto di fermo, la procura parla di delitto efferato. Ricostruito il percorso del killer da casa fino alla fossa scavata con la ruspa aziendale, i messaggi alla madre di lei e il saluto al figlio, cose schifose. E anche qua bisogna assolutamente muoversi, ma come? E anche qui chiaramente parliamo dei ragazzini che vanno a scuola col coltello, ma anche di questi femminicidi. Mai come ora? Ma sono al minimo da 10 anni, scrive il Viminale. 340 67 09 659. Vi invito a dirmi la vostra inviando un messaggino WhatsApp. Intanto a pagina 33 un altro effetto di internet è questo: nascono divinità digitali. Le divinità digitali, scrive Andrea Venanzoni oggi sul Giornale, fanno paura tra esoterismo e complottismo. C'è una raccolta di saggi a cura di Olzi. Le religioni tradizionali non hanno trovato una strada in rete, dove crescono invece i culti più strani, spesso con dinamiche mistico-sciamaniche. Interessante, se siete alla ricerca di cose strane, certamente ci si può affascinare, ma attenzione a non andare fuori di testa. La democrazia degli influencer è già realtà. Alessandro Gnocchi, che sentiamo spesso sulle nostre frequenze, commenta tutto ciò parlando del fatto che è uscito un libro, I giovani e la democrazia degli influencer, di Antonio Campati e Veronica Rignolo, e mostra con un ampio sondaggio quale sia il rapporto tra 18-34enni e la politica. E le sorprese sono molte. Gli intervistati non sembrano conoscere il ruolo dei partiti, ma hanno una grande fiducia nelle elezioni e negli influencer. E pare che questi influencer ci possono mettere né uno né due a fare un partito e a farsi eleggere, grazie naturalmente alla potenza di internet.
Giro pagina, giro quotidiano, certamente tra 5 minuti leggerò i vostri WhatsApp al 340 6709 659. Vi meritate il quotidiano Repubblica? Sì, perché c'è roba buona anche oggi su Repubblica per strapparvi un sorriso. Dai, non fate così. Non sono obbligato alla pace. E questa è la frase che effettivamente ci è rimasta un po' impressa anche a noi giornalisti, che ne abbiamo sentite di tutti i colori in tanti anni di radio. Groenlandia, la nuova minaccia di Trump, borse in calo, bruciati 225 miliardi, l'Unione Europea si divide sui controdazi e Meloni frena. È tensione tra Europa e Stati Uniti sulla Groenlandia e sui dazi. Donald Trump scrive al premier norvegese, avverte: non mi avete dato il Nobel, non mi sento più in dovere di pensare esclusivamente alla pace. Borse europee in rosso, bruciati 225 miliardi, l'Unione si divide sull'ipotesi di controtariffe, Giorgia Meloni frena. L'ultimo imperatore, naturalmente, ricordando Valentino, che è morto a 93 anni, e poi Mattarella e i magistrati liberi per la difesa dei diritti, ha detto il nostro presidente. La nostra carta fondamentale si basa sulla separazione dei poteri, siate agenti della Costituzione, salve sono un agente della Costituzione, attori nella difesa della legalità e della giustizia e presidio sui diritti di ogni persona. Il Presidente della Repubblica Mattarella si rivolge così ai magistrati tirocinanti ricevendoli al Quirinale e li esorta a decidere secondo diritto e non in base a ragioni esterne dovuti a condizionamenti, pregiudizi e influenze. Vuoi dire che Mattarella vota sì al referendum? Vado dentro, pagina 21, Mattarella, toghe indipendenti siano esenti da pressioni esterne, prosegue, ma che piace a me, a pagina 21 in taglio basso, Concita Sannino: gli italiani non sono coglioni. Signori, a parlare è Landini sul referendum. Lo amiamo. Il leader della CGIL dice: perché non sorteggiano i sindaci? Nordio, se vince il sì, CSM nominato con i nuovi criteri. Se vince il no, buonanotte. Ma se vince il sì, dice Landini, ragazzi, oggi è un oracolo, Landini, lo amiamo tantissimo, il CSM dovrà essere nominato con nuovi criteri. Dalla Sala della Regina alla Camera, il ministro Nordio si prende il bagno di folla organizzato dal meloniano Rampelli, pensa agli effetti della riforma della giustizia, non nasconde la fretta. Da Napoli, invece, Maurizio Landini alza barricate e non va per il sottile. Ma perché non sorteggiano i sindaci? Perché non sorteggiano i parlamentari invece dei magistrati? Questo governo non pensi che i cittadini italiani sono un mondo di coglioni, che non capisci e che non capisco. Cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Maurizio Landini, vado a farmi una camomilla.
Ma senti che bella musica che Sammy Varin vi regala nella pausa della rassegna stampa. Solo artisti sconosciuti, se sono famosi io non li passo. George Davidson, beh, questo comincia a essere conosciuto, questa è la versione 1996 del celebre Il fantasma dell'opera, musical teatrale e successivamente film tratto dal romanzo di Gaston Leroux. Roba buona con George Davidson, la sua All I Ask of You. Con il buongiorno rinnovato, la voce di Sammy Varin, Radio Libertà. Bentrovati, se ci avete trovato per caso, questa è una rassegna stampa assolutamente diversa, grande come l'universo, un qualcosa che non avete mai sentito, perché non leggo sommessamente tutti i titoli e bla 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 bla, e vi parlo per ore e ore degli argomenti del giorno. No, 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 io vi metto le cose sul tavolo, vi do le idee, voi le commentate con me al 3406709659 con un WhatsApp e poi, certo, se vi interessano, sapete dove trovarle. Ciao Sammy, riguardo alla tragedia di quel ragazzo ucciso a scuola, si sente dire che i prof sapevano ma non hanno fatto nulla. Mi chiedo cosa potessero fare i prof, se quasi sempre anche le forze dell'ordine sono impotenti verso simili comportamenti. Buona giornata da Alberto. E naturalmente una domanda che sto facendo a voi: che cosa si può fare, Madame Adoré? Possono entrare con il coltello in classe? È normale? Tu dici sì, ma se li metti in metal detector quando escono se lo tengono comunque il coltello? No, comunque se c'è il metal detector lo lasciano fuori. Mettiamo un contenitore per i coltelli fuori dalla classe, come i cellulari, no? Che il coltello insieme al cellulare, posatelo lì. Mi sembra una bella idea, che ne pensate? 3406709659. Scherziamo, ma mica tanto. Ai ragazzi che manifestano contro il bullismo chiedo: cosa avete fatto voi in prima persona? Voi che siete più informati degli insegnanti, avete difeso mai qualche vittima o siete solo stronzetti comunisti che manifestate per saltare il compito in classe? Interessante, stronzetti comunisti. No, la sensazione che ho avuto io, quelli che manifestavano ieri fuori da scuola, poi se ne sono uniti altri di altre scuole, casualmente, non è che no, ma mica per saltare la scuola, dai, ma prendetemi sul serio. Effettivamente era un buon motivo che non doveva essere, secondo me, né di destra né di sinistra. La reazione a quello che è accaduto, a quell'accoltellamento purtroppo micidiale, deve essere né di destra né di sinistra, o se preferite sia di destra che di sinistra, quindi l'educazione, tutte queste cose qui, ma anche le leggi e le punizioni, e soprattutto, mamma mia, dobbiamo imparare noi genitori, voi insegnanti, a dire dei no, sperando naturalmente che quello non tiri fuori il coltello e non ti faccia fuori. Vale anche per noi genitori. Buongiorno, faccio presente che qui in provincia di Brescia le morti improvvise sono in aumento, specie, ironia della sorte, tra i medici, e se la prendono con Belen, assassini. È Trump fuori di testa o sono quelli che dicono che un uomo può partorire? Anche questa cosa che l'uomo può partorire è particolarina, insomma, ma hanno cominciato mettendogli gli assorbenti nei bagni dei uomini, e pare che li usassero proprio anche questi assorbenti. O che un bambino concepito è un grumo di cellule, le cellule sono vive comunque, o che il vaccino era sicuro ed efficace, e che la Russia sta perdendo la guerra? Chiedo per un amico. Vedete come i nostri ascoltatori sono molto svegli e allerta, ma li amiamo. Ma teste di vitello, non capite che lo zio Trump, in accordo con lo zio Putin, vi sta trollando tutto, sta prendendo per il culo questo sistema di merda ormai defunto? Che risate. No, beh, in effetti lo penso anch'io, un po' come i nostri gattini la mattina, miau, 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 che prendono in giro quelle notizie che sto per darvi. La sensazione sì che ci stia prendendo tutti per il culo, però
alla fine è quello che vuole guadagnare è lui, è soltanto lui. Sammy, io sono dalla parte di Trump, grande Donald, l'unico dei leader che ha le palle, l'unico che ha la forza di cambiare gli schemi malati dell'ordine mondiale. Infatti pare che a Davos saranno tutti pro Trump. Adesso inizia il giochetto di farlo diventare pazzo o ridicolo. Vedo che ci stai cascando pure tu, caro Sammy. No, Dani, ci mancherebbe, però io da bravo giornalista, bravo mica tanto, però devo riportare queste cose. Sono deviazioni strutturali che appaiono sui giornali. Proprio perché non siamo coglioni, voteremo sì al referendum sulla giustizia. È vero, e gli facciamo una pernacchiona, ma lo amiamo a Landini. Buongiorno, sono stati capaci di chiudere in casa 60 milioni di italiani e non sono capaci di chiudere 5 capaci Maranza, ridicoli Maria Teresa, Maranza sì, che non sono 5 ragazzi, iniziano ad essere tantini e siamo circondati da Maranza che mi dà la forza di vivere, di essere qui anche oggi a parlare a questo microfono. È che c'è anche una canzone che vi farò sentire tra non molto. Ieri vi ho fatto sentire Carabiniere Spara di Matteo Greco, te la sei persa Simone, veramente bellissima, un classico per noi rivoluzionari perché lo abbiamo trasmesso molte volte, pure intervistato Matteo Greco, lo trovate su YouTube, Carabiniere Spara, non un invito certamente a far sparare il carabiniere, ma a far capire cosa sta succedendo e anche quel sistema che dà impotenza a quelle che sono invece le forze dell'ordine che hanno paura anche a difendersi. Non vi dico poi se fai il controllore sui treni, io veramente avrei paura a chiedere il biglietto, ormai se non è bianco come una formaggina l'essere a cui stai chiedendo il biglietto, c'è da avere paura. Ecco il razzismo del selmibarinismo, lascia stare, andiamo, rituffiamoci, vi faccio sentire poi l'altra canzone che è uscita proprio in questi giorni e che merita e che forse saremo la prima radio a trasmetterla, chi vuole che la trasmetta una canzone del genere. Ci arrivo, ritorno su Repubblica, ma perché mai? Perché si occupa, pagina 31, di sta cosa di Crosetto. Più persone e più soldi. Crosetto allarga lo staff. Visto lo scenario, Crosetto con l'elmetto, previsti 24 unità in più e incrementi di stipendio. Il costo sarà di 1,2 milioni di euro, i precedenti degli altri ministri. In Parlamento è arrivato il decreto che prevede un aumento della pianta organica degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della Difesa. Nella relazione si motiva l'incremento per fare fronte al contesto internazionale altamente instabile, in cui gli equilibri geostrategici risultano in costante evoluzione. I precedenti, dall'insediamento del governo Meloni, altri ministri hanno incrementato lo staff alle dirette dipendenze, da Lollobrigida ai ministri Schillaci e Nordio, aumentato anche il budget dei consulenti a Palazzo Chigi, e così Repubblica fa le pulci a Crosetto con l'elmetto, ma mi era sembrato di capire che la sinistra ha applaudito a questa cosa di mandare soldati, di fare guerra contro la Russia e tutte queste cosettine, tra virgolette, of course. Mi sembrava che fossero d'accordo. È logico che se dobbiamo implementare la difesa ci deve essere anche uno staff maggiore che se ne occupa. Santa polenta. Ancora su Repubblica, La Spezia, studenti in rivolta, vogliamo giustizia per Aba, scuola complice del delitto. Anche questa frase, scuola complice del delitto, fa pensare davvero. Nelle interviste lo hanno dichiarato questi ragazzini, i professori sapevano che questo ragazzo andava in scuola con il coltello. Manifestazione di protesta nell'istituto dove è stato assassinato il 18enne. In centinaia non entrano in classe. I nostri professori hanno fatto finta di niente. Un'allieva dice: è stata una morte annunciata. Abanub era giorni che veniva minacciato e lo aveva raccontato ad alcuni insegnanti.
Intanto Lega in pressing sulla Meloni per accelerare le misure anticoltelli e inserire nel pacchetto sicurezza la norma su rimpatri di minori stranieri sorpresi a delinquere e un'ulteriore stretta sui ricongiungimenti familiari. Ma i tempi sono assai ristretti. Il decreto che conterrà queste misure non potrà essere pronto per il Consiglio dei Ministri convocato oggi per le 15:30. La Premier Meloni, rientrata ieri sera dal viaggio in Asia, dopo il Consiglio dei Ministri presiederà una riunione con i ministri interessati proprio per esaminare il pacchetto sicurezza inviato a Chigi dal Viminale e decidere lo strumento con cui approvarlo. Al momento c'è un decreto legge con 25 articoli, ma non quelli sulla violenza giovanile, e un disegno di legge con altri 60 articoli. La richiesta della Lega, dopo la morte dello studente accoltellato a scuola da un coetaneo alla Spezia, è quella di trasferire nel decreto legge le norme che prevedono il divieto di vendita e porto di coltelli ai minori e le sanzioni per i genitori. Se Meloni dovesse accoglierla, il decreto, così rivisitato dopo un'interlocuzione con il Quirinale, approderà in Consiglio dei Ministri probabilmente la prossima settimana. Atif, voglio morire, meglio restare in cella che tornare a casa. La giudice competente scrive negli atti dell'inchiesta motivi futilissimi e peculiare brutalità da parte del killer, che adesso dice meglio in carcere che a casa, voglio morire. Giriamo la pagina, ma rimane comunque l'argomento del giorno per noi e anche per il quotidiano Repubblica, che gli dedica un'altra pagina, la 35. I ragazzi con il coltello, in 90.000 li hanno usati, raddoppiati in 7 anni. Lo studio ESPAD dell'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR ha coinvolto 17.000 giovani, il 5% ha desiderato far male. Allarme cyberbullismo. Non si sa in quanti li tengano in tasca, ma si conosce il numero di coloro che li estraggono per minacciare, ferire e qualche volta addirittura, come alla Spezia, uccidere. Io l'ho sempre considerata una terronata questa cosa del coltello, ma c'è un motivo, per terronata in senso buono naturalmente, e c'è un motivo. Giù al sud effettivamente il delitto d'onore, tutte UQD2, è una roba che si usa più normalmente. Qui al nord cerchiamo di parlare, ma poi appunto ci becchiamo la coltellata. Chiaramente i nostri figli, i nostri bambini hanno imparato ai tempi da voi che siete arrivati qui al nord dal sud, le brutte maniere quando c'erano. Adesso che voi del sud effettivamente avete imparato le buone maniere, almeno sembra, stanno imparando queste cose dai figli del barcone, da quelli arrivati da chissà dove, da quelli nati in Italia, ma figli dei figli del barcone, ovvero ritorna al delitto d'onore, perché questi musulmani sono indietro di qualche annetto, e ritornano quei modi di difendersi che effettivamente noi pensavamo di aver lasciato indietro. Comunque è un bel paginone curato da Michele Bocci con questo documento che ti spiega come tutto sta aumentando, e non parliamo di prezzi, il prezzo della vita non dovrebbe avere un prezzo. I ragazzi con il coltello che ti fanno la danza del coltello. Un tempo c'era il ballo del mattone, adesso c'è la danza del coltello. Mi dite qualcosa, per favore? Mi date un cenno di vita al 3406709 Parlo con voi anche che non avete mai scritto un messaggio, Fatemi vedere il coraggio, forza, fatemi vedere che reagite a queste notizie. Io me ne accorgo, se non mi avete mai scritto vedo, perché su WhatsApp arriva come primo messaggio, il primo. 3406709 Questa radio vive soltanto per voi, per farvi riflettere, per farvi alzare il culo dalla sedia e dire bene, gli scrivo a Sammy Varin. Anche voi che mi ascoltate nella replica, molto spesso questa trasmissione, se dico cose belle potenti, va in replica dalle 20 alle 21. Ancora su Repubblica, insisti? L'argomento è anche targato Lega. Mercosur. Tornano i trattori. Tajani frena la Lega. Basta rinvii.
Tajani frena la Lega. Dovete comprare Repubblica oggi, lo so, è una triste notizia, ma andate al bar con una gestione comunista e leggete Repubblica. Tornano i trattori, oggi sono attesi 5.000 trattori a Strasburgo per la manifestazione di protesta contro la firma del trattato UE-Mercosur indetta dalla Confederazione Europea Copa-Cogeca. Sul palco di Place de Bordeaux, a circa 1 chilometro dalla sede del Parlamento Europeo, si alterneranno i presidenti delle organizzazioni agricole, comprese quelle italiane, Confagricoltura, CIA, Coldiretti. Accanto agli agricoltori ci saranno anche diversi eurodeputati che sostengono le loro ragioni, a cominciare dalla mancata tutela della reciprocità degli standard produttivi. Ma come? Ce l'hanno detto che è sicuro, ma ci mancherebbe che non c'è reciprocità. L'unica che dice chiaramente di no all'interno del governo è la Lega e Tajani la vuole frenare. Al fianco degli agricoltori, parlamentari di 5 Stelle, Verdi e della Lega. Il ministro dice votiamo sì, vantaggi enormi per l'Italia. E naturalmente io chiedo a voi, so che ci sono molti agricoltori che ci seguono, molta gente che lavora con il mondo, ci sono vantaggi aprendo questo gigantesco mercato, soprattutto in vista dei dazi che non si sa bene cosa ci succederà, ma finora non è successo niente. Ci sono vantaggi secondo voi aprendo a questi paesi del sud del mondo che io pensavo fossero poveri, ma a quanto pare sono ricchissimi? Pagina 7 del quotidiano La Stampa titola Mercosuc. È un suc, un Mercosuc. Industriali contro agricoltori. Lula da entusiasta a freddo. Milei tentato dagli USA. Il blocco sudamericano mostra le crepe dietro la facciata, ma alla fine dirà di sì. E in questo caso vediamo un attimo cosa succede in questo paginone, cosa pensano anche nel Sud America. Ma che cos'è questo accordo del Mercosur? Ricordiamolo, Mercosur verso l'Europa. Che cosa ci fanno avere? Con questo accordo il Sud America mira a esportare verso l'Europa soprattutto i suoi punti di forza, soia e carne, che dominano l'export agricolo, e materie prime industriali come acciaio e alluminio. Ma non è solo agricoltura, il Brasile scommette anche su settori ad alto valore aggiunto come aerei ed elicotteri e sulle energie rinnovabili. Che cosa possiamo dare noi ai paesi del sud del mondo? L'Europa, in particolare l'Italia per il Made in Italy, vede nel Mercosur un mercato enorme. Moda, lusso, macchine industriali e automotive possono crescere rapidamente con la riduzione dei dazi. Inoltre l'export di alimentare di qualità, vino, formaggi, salumi, potrebbe espandersi in modo significativo per la domanda di beni premium. Intanto però, ribadisco e disco riba, noi saremo inondati da un fracco di cose non controllate, non sappiamo quanto controllate dall'Europa, e ce le ritroveremo nei nostri piatti, perché certamente verranno comprate, visto che costeranno molto di meno, o utilizzate comunque da chi prepara. Quante volte andiamo nelle gastronomie, quante volte per risparmiare, e questa è una cosettina anche da tenere presente. Sì, anche nella pizza del kebabaro, caro mio. Lo so. Vado avanti che è meglio. Pagina 14. Siamo sulla Stampa, signori, e avete ragione anche voi. Dici, stai diventando comunista, Sammy Varin. Ma io allora ascolto Radio Popolare, faccio prima. No, e scusami, sono passato dalla Repubblica, zitto, non ve ne siete accorti? Avete sentito dolore? Alla Stampa e non ve ne siete accorti, perché non ve l'ho detto. La pagina 7 della Stampa era Mercosuc. All'interno della Stampa c'è Zuhair che si difende, ma il GIP convalida il fermo, brutale e disinvolto. E poi in Metal Detector, signori, si intervista
Valeria Pirone, dirigente dell'Istituto Marie Curie di Ponticelli, Napoli. Io prima a usare i metal detector, no a una classifica di scuole a rischio. Sia i metal detector a scuola, ma senza etichette. Posso dare un suggerimento? Si facciano controlli ovunque, a campione, a sorpresa, funzionano, ma da soli non bastano. Possono esserci in subordine a tutto quello che la scuola fa ed è da sempre. Questa dice Valeria Pirone, dirigente dell'Istituto Tecnico Tecnologico Marie Curie nel quartiere Ponticelli di Napoli. 850 studenti al diurno, 150 al serale. La scuola che da 2 anni ha fatto da apripista ai controlli delle forze dell'ordine con i metal detector. È molto d'accordo con la proposta del ministro dell'istruzione Valditara di introdurne l'uso dei metal detector, ma non solo ove vi sia una reale criticità e una diffusione di armi improprie. La preside napoletana chiede di non classificare le scuole. E sono d'accordo con lei, forse in ogni scuola a sorpresa deve apparire il metal detector. Che ne pensate? 3406709 ditemi la vostra. Ancora silenziosamente, non ve ne siete accorti, non vi ho fatto del male. Sul quotidiano La Stampa, a pagina 15, si riprende l'argomento. I compagni restano fuori dalle classi, scuola complice, ABA si poteva salvare. Il preside nel mirino delle contestazioni. Ci ha chiesto di confortare i professori, la protesta non si ferma. E ricordiamolo, sicurezza e coltelli, oggi il vertice di governo, poi i testi saranno sottoposti al Colle, oggi si decide sulle norme. E di questo argomento parleremo tra una mezz'oretta neanche con la deputata della Lega Giovanna Miele, in particolar modo del patto scuola-famiglia, che cos'è e soprattutto come ci dovremmo comportare alla luce di questi accoltellamenti. Ultima segnalazione comunista sulla Stampa, intervista al sacro Franz di Cioccio. E scusami, e dai, PFM, roba da niente. Dissi no ai Led Zeppelin per la famiglia della PFM e le notti insonni di Faber, ragazzi. Se amate la buona musica e siete ultra quarantenni, ma anche i giovani ragazzi, vedo che si stanno avvicinando a queste cose. Mio figlio me l'ha confessato, lui voleva essere nato negli anni 80. Sammy Varin, hai sbagliato tutto nella vita. A posto di fare il playboy quando avevi 20 anni, dovevi fare figli. Il musicista oggi, Franz di Cioccio, compie 80 anni. Se non vuoi invecchiare, devi darti da fare. Io suono da quando ero bambino, fu papà a insegnarmi il solfeggio. Paginone sul quotidiano La Stampa con l'intervista a Franz di Cioccio. Vi meritate la verità. Vabbè, dai, dopo questo assalto comunista, ma per farvi vedere come questa situazione dei Maranza venga tenuta d'occhio anche dalla sinistra, anche perché non possono far finta di niente. Ci hanno fatto auguru a noi del centrodestra e al governo dicendo oh, ma siete voi al governo, non state facendo niente, e adesso ci tengono d'occhio. È chiaro che se adesso cominciamo a fare decreti, leggi eccetera, non possono dire di no. Cioè, se dicono di no anche a tutto quello che facciamo, c'è qualcosa che non funziona. Fate le vostre proposte, signori, sì, educazione, certo, ma parallelamente ci vogliono leggi e ci vogliono punizioni. Quotidiano La Verità. Le correnti non puntano a fare giustizia, corruzione condannata alla toga che PM e CSM volevano salvare. Questo è il titolo principale del quotidiano La Verità. 2 anni e 8 mesi a Lucia Lotti. Secondo il Tribunale di Catania, chiese aiuto ai politici per diventare procuratrice di Gela. I colleghi erano per l'assoluzione e il Consiglio Superiore della Magistratura la confermò come aggiunto.
Ma in centropagina c'è Concita De Gregorio che ha scoperto chi provoca le violenze giovanili, era ora, meno male, è ovviamente la destra. E anche il quotidiano La Verità se ne occupa Francesco Borgonovo, che oggi ritorna in onda con la sua trasmissione La Cittadella. Se non l'avete ancora sentita, ragazzi, è scoppiettante. E poi la ritrovate anche con le dichiarazioni più potenti su Instagram seguendo Radio Libertà. Ci siamo anche noi su Instagram, è minimo, c'è il Sammy Varin, c'è Radio Libertà. Cercate Radio Libertà su Instagram, ma anche su Facebook, of course, perché poi noi riprendiamo quelle che sono le principali trasmissioni in onda. Questo lo facciamo da sempre anche sul nostro sito di riferimento, che è radiolibertà.net. La Cittadella, la nuova trasmissione di Francesco Borgonovo, che ritorna all'ovile, dopo qualche anno, ritorna a trasmettere su Radio Libertà il martedì e il giovedì alle ore 13. I colossi USA alzano i prezzi dei farmaci a noi. Washington ha ridotto i costi dei medicinali salvavita negli States e allora le big pharma americane si rifanno sull'Europa. Bruxelles tace, così come aveva digerito i miliardari contratti capestro dei vaccini anti-Covid. In taglio basso, Trump ha già vinto. Unione Europea divisa sulla Groenlandia. Solo Francia e Germania per la linea dura. Donald, senza Nobel non sono obbligato alla pace. Insomma, mentre la Commissione Europea promette di rispondere ai nuovi dazi minacciati da Trump, la maggior parte degli Stati membri, tra cui l'Italia, vuole scongiurare una guerra commerciale e invoca la diplomazia. Intanto il tycoon avverte: non mi avete dato il Nobel, la pace può aspettare. Infine, il finale da barzelletta con gli scontri per strada. Che disastro la Coppa d'Africa, follie in campo e nelle nostre città. Il Senegal che lascia il campo ma vince, il Marocco che perde dopo aver tentato un maldestro cucchiaio dagli 11 metri e poi fa ricorso. La Coppa d'Africa finisce in farsa con una finale da barzelletta e il delirio prosegue dopo la partita con gli scontri nelle piazze di tutta Europa, da Parigi a Milano, causati dai tifosi. Ma certo, e c'è la danza del coltello, così di moda. Vai all'interno del quotidiano La Verità. La stampa progressista ha trovato i mandanti dei Maranza, la destra. Repubblica incolpa i giornali come il nostro della violenza tra i giovanissimi. La soluzione? Disarmare le parole, ovvero censurare gli altri, qualunque cosa, pur di non dire che il problema è l'immigrazione. Francesco Borgonovo, e ci faccio su quello che volete, se ne occuperà anche nella sua trasmissione delle ore 13. Alla fine ci sono arrivati, dopo giorni di elucubrazioni, sono giunti ad affermare la grande verità che i progressisti italiani tengono nel cuore ma non avevano finora avuto il coraggio di esprimere pienamente. Se nelle nostre strade c'è un'epidemia di violenza, è il succo, la colpa è della destra. Concita De Gregorio su Repubblica lo ha scritto meglio, con più infiorettature e ampi giri attorno all'argomento centrale, ma il risultato finale è il medesimo: colpa della destra, che morettianamente parla male perché pensa male e di conseguenza agisce peggio. Leggevo ieri i titoli dei giornali di destra a proposito della violenza tra ragazzi, scrive Concita: ogni parola uno sfregio, un'irrisione, una caricatura offensiva, un'accusa arbitraria, un insulto, e così ogni giorno da anni, nei giornali, in TV, sui canali social del leader politico e dei loro devoti luogotenenti. In quei titoli c'è la voce dominante che rispecchia e a cui si intonano le moltitudini: siamo la maggioranza, non vedete? E qua mi fermo, certamente, ma siamo nel paginone del quotidiano La Verità, pagina 2, con il corteo di studenti per Youssef, le critiche ai prof, e Valditara che dice non crocifiggere la scuola
anzitempo. E naturalmente avremo modo di riprendere l'argomento, anche perché oggi, come vi ho detto, c'è il vertice sul decreto sicurezza. Il ministro dell'istruzione dice decreto pronto, stretta sulle lame, basta ricongiungimenti facili e rimpatri più veloci. Salvini, è un lavoro di mesi, non inseguiamo le cronache. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Vortice posizionato sul canale di Sardegna, forte ondata di maltempo sulle isole maggiori, mattinata piogge e temporali di forte intensità colpiranno ancora la Sardegna, la Sicilia e la Calabria meridionale con elevato rischio di criticità. Nel pomeriggio pochi cambiamenti, andrà meglio solo al nord e lungo le centrali tirreniche, sempre maltempo al sud e sulle isole maggiori con vento burrascoso da est e sud-est e mareggiate molto importanti sulle coste esposte, specie sulle Ioniche. Prudenza. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto care amiche e cari amici di Radio Libertà. Una grande notizia, chiaramente, per chi conosce l'olio extravergine di oliva Acerbis, per chi lo usa da tanto tempo, è sicuramente una notizia importante. Per gli altri che magari lo vogliono provare, questo è il momento per approfittarne. Sì, perché tutto il mese di gennaio e tutto il mese di febbraio, olio nuovo, prezzo vecchio. Quindi potrete ordinare chiamando 030 68 40 408 6 bottiglie da 1 litro di olio estratto a freddo Acerbis a sole 84 euro e il trasporto è gratuito. Parliamo di un olio estratto a freddo da olive italiane selezionate all'origine. Tutte le mattine imbottigliamo il prodotto fresco su vostra ordinazione, quindi vi arriva a casa un qualcosa di unico. Se volete riscoprire i sapori di un tempo, se siete alla ricerca di un olio vero, importante, di un olio italiano che dia ai piatti un tocco in più, 030 68 40 408, oppure potete ordinare tramite la pagina web olioacerbis.com, perché come diceva il mio nonno Alberto, l'olio bu elve sempre a galla. Alberto, l'olio buono viene sempre a galla. Abbiamo avuto una produzione piuttosto scarsa quest'anno, lo sapete, ma una qualità straordinaria. Chiamate in tanti. Grazie, buon proseguimento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Got me to stay. Said that you need me. Stop 'cause it's words don't ever mean it. No, they don't. Listen not to me. There'll be a day I'll be more creative, a poetic way to say I'm not leaving to the world. Not to your face. I'll take my pride, stand in for you. No, I'm not blind, just seeing it through. You take my life just for the thrill. I'll take tonight and die on this hill. Patient, but you wrote the book. I just took a page out too.
you kept your word. Do you want a medal? The way that someone leaves this world. So just levels to me now. Oh, to me now. I'll take my pride, standing for you. No, I'm not blind, just seeing it through. You take my life just for the thrill. I'll take tonight and die on this hill. I always will. I'll be here the whole night. I'll be here 'cause I can. Yeah, I know you don't care. I know nothing could matter. God, I wish something mattered to you. I'll take my pride, standing for you. No, I'm not blind, just seeing it through. You take my life just for the thrill. Well, I'll take tonight and die on this hill. I always, always, I always will. Ah, se n'è andata così. Ragazzi, la amiamo e la sposiamo, la vorremmo come moglie che ci svegli la mattina canticchiando così. Cacchiolina, che voce! Sienna Spiro, scritto Sienna Spiro. Questa è Die on This Hill e fa il debutto sulle radio italiane proprio con questo pezzo con cui si è affacciata al mondo intero dalla sua Inghilterra, emozionando milioni di persone. Cacchio, potente davvero, e scommetto che non l'avete sentita da nessuna parte. Die, scritto Die on This Hill, Sienna Spiro, scritto così. La trovate su YouTube, la trovate sugli store digitali e fa parte di quei tesori musicali che Sammy Varin vi propone all'interno della rassegna stampa. A proposito, ciao, vedo che siete in tantissimi sia sulla pagina Facebook di Radio Libertà, com'è che non ci hanno ancora bloccato oggi, sia su quella di Lega Salvini Premier, che quella è già un po' più difficile da bloccare perché c'ha più di 1 milione di follower e Facebook le pagine così non te le blocca, e meno male. Buongiorno ai tantissimi che ci stanno scrivendo al 340 6709 659, perché la rassegna stampa di Sammy Varin è l'unica che si può commentare in diretta, come ha fatto Pina. Vorrei esprimere un mio pensiero. Si sente dire che gli stranieri ci pagheranno le pensioni? Mi chiedo come possa essere vera questa affermazione quando poi si dice che un lavoratore costa a un datore di lavoro il doppio di quanto prende. Vuol dire che i contributi in realtà per ogni lavoratore sono già stati versati. Ebbene, la mia domanda è questa: perché una persona che perde il lavoro, magari dopo aver contribuito versando per tanti anni, non possa andare in pensione per l'equivalente versato? Se in seguito trovasse un lavoro si rifaranno i conteggi. Diversamente sarebbe meglio non versare contributi e farsi un'assicurazione privata. Vorrei un chiarimento. Pina, io sono ignorante, però quella dell'assicurazione privata è sicuramente un qualcosa da fare comunque. È inutile continuare a parlare, si deve passare ai fatti. La soluzione sono i metal detector e soprattutto il poliziotto o la security nelle scuole. Vero, se non riusciamo con il poliziotto, almeno quelli privati. Grazie a coloro che mi stanno scrivendo per la prima volta come questo. Gli agenti di polizia municipale sono dotati di pistola. Quando vedo quelle compagini di sgangherati mi cago addosso. Non ho capito chi intendi per le compagini di sgangherati. Sono gli agenti dotati di pistola e il problema è che poi non la possono usare. E te l'ho detto, vatti ad ascoltare la canzone di Matteo Greco,
carabiniere spara di qualche annetto fa, che noi abbiamo lanciato con grande polemica. Visto che al piano di sopra ti ascoltano, il piano di sopra c'è l'ufficio di Matteo Salvini dove vi trasmetto, di loro che noi vogliamo i militari e le forze dell'ordine che possano sparare, non che facciano le belle statuine. Capisci che una frase del genere fa inorridire la sinistra, no? Però è effettivamente cambiare le regole di ingaggio anche per i militari e anche, specifico io, per le forze dell'ordine, forse sarebbe un'ideuzza. Per il momento non si può dire niente perché c'è nel pacchetto sicurezza già tanta bella roba ed effettivamente non aggraviamo la soluzione. Già quelli della sinistra stanno prendendo la rincorsa per dirci che non va bene niente di quello che proponiamo e sono lì a dire non fate niente, se facciamo qualcosa non vi va bene, e che cacchio. Il Mercosur o il Marcosur, si dice anche così, per gli alimentari è una fregatura. Sono paesi molto caldi nei quali è difficile mangiare i nostri prodotti, il caldo li distrugge. Grazie Enzo per averci detto una cosa che effettivamente non sapevo. Torneremo tra pochissimo a parlare di Mercosur e di violenza, ma io finisco con il quotidiano La Verità. A proposito di sicurezza, pure il Papa benedice l'ordine e la sicurezza. Leone ringrazia gli agenti per il loro sacrificio a favore del bene comune, tutto contrario della sinistra che dagli immigrati agli antagonisti tifa per chi delinque e come Scuderi di AVS che si illude di poter fare a meno della repressione in nome dell'inclusione. Meditazione di Maurizio Belpietro. Quest'oggi sul quotidiano La Verità, che vedete è decisamente potente. Non bisogna cedere sul sorteggio e ciò che le correnti temono davvero. A parlare è Giuseppe Bianco che ci dice: il piano dei vecchi apparati della magistratura è quello di accettare la riforma per smontarla successivamente, quindi non dobbiamo cedere sulla questione sorteggi, che è quello che effettivamente distruggerebbe le famose correnti all'interno della magistratura, e si parla naturalmente del referendum che sarete chiamati a votare in primavera. La notizia del giorno sul quotidiano, per il quotidiano La Verità, è quella di pagina 5. PM condannata per corruzione, ma colleghi e CSM volevano salvarla. Da 2 anni e 8 mesi per Lucia Lotti, l'ha preso così, per avere chiesto aiuto ai politici per diventare procuratrice di Gela, ma secondo il Consiglio Superiore della Magistratura era solo un'innocua autopromozione. Se ne occupa quest'oggi sul quotidiano La Verità Giacomo Amadori e trovate tutto quanto a pagina 5. La pazza Coppa d'Africa, delirio in campo e nelle piazze europee, ragazzi, non oso guardare. Il Senegal vince anche se ha ritirato la squadra, il Marocco fa ricorso dopo aver sprecato rigore, scontri a Parigi e a Milano, ma che interessa a me ciò che si scrive in taglio basso oggi sul quotidiano La Verità, va comprato secondo me solo per questo. Il grido di Tricarico: stiamo importando criminali. Ci sono cantautori che hanno coraggio e io questo lo devo intervistare, anche se è un big e non è di quelli proprio sconosciuti indipendenti. Dai che ve lo ricordate, è stato anche al Festival di Sanremo, è minimo, ha fatto la canzone con quella della professoressa, dai, puttana la maestra, Tricarico. Questo cantautore irrompe sui social con una canzone, una short, quindi proprio pochi versi, si chiama Lettera di un padre e dice: bande di immigrati seminano panico e violenza, non si può più tacere. Dopo ve la faccio sentire, oggi ne parla Eleonora Paone sulla Verità. Non un comunicato politico, non una dichiarazione ufficiale, ma una canzone. E da Instagram che Francesco Tricarico sceglie di intervenire sul tema dell'immigrazione pubblicando un brano che ha già acceso il dibattito. Si intitola Lettera di un padre e contiene parole destinate a far discutere,
Non si può più tacere, dice Tricarico, prima di entrare senza filtri nel cuore del problema. Stiamo importando una marea di criminali senza documenti in questo paese che uccidono, stuprano e violentano. Non è uno slogan né una provocazione fine a se stessa, un brano costruito come un monologo intimo, il punto di vista di un padre che guarda il presente con inquietudine e il futuro con paura. La nuova canzone di Lorenzo Tricarico, la trovate facilmente anche su YouTube, si chiama Lettera di un padre e tra poco ve la farò sentire, ma prima stiamo sull'argomento con Qui Parlamento. Qui Parlamento. Con il buongiorno e grazie per essere con noi alla deputata della Lega Giovanna Miele. Ciao! Buongiorno a voi, ben ritrovati. Ben ritrovati, certo, siamo qua insieme per esaminare le notizie del giorno. Stavo parlando di questa canzone appena uscita di questo cantautore che si chiama Tricarico e si chiama Lettera di un padre, il pezzo, una canzone coraggiosa e sai, succede di rado che artisti, quelli importanti come Tricarico, si facciano carico di portare avanti delle argomentazioni che non siano di sinistra, perché normalmente se vuoi salire sui palchi importanti devi parlare come se fossi di sinistra, anche facendo finta, a volte basta così. Tricarico parla di bande di immigrati che seminano panico e violenza, non si può più tacere, ma poi prosegue con altre argomentazioni andando proprio nel fulcro della notizia che gira in questi giorni sui quotidiani, cioè gli accoltellamenti che si sono verificati fuori e dentro le scuole. E allora Giovanna, c'è questo patto scuola-famiglia. Come lo si riesce a portare avanti e come comportarsi? Dove stiamo sbagliando? Dove stanno sbagliando forse i maestri, i professori? Dove stiamo sbagliando noi genitori? Sicuramente manca quel famoso dialogo che è sempre più difficile portare avanti con generazioni e che paiono lontane anni luce. Si formano proprio dei mattoni uno sopra l'altro ed è difficilissimo buttarli giù. Su cosa incentriamo l'argomento, Giovanna? Beh, devo dire che il patto scuola-famiglia probabilmente è l'inizio della vera rivoluzione gentile che prevediamo nella scuola, perché effettivamente, come ha detto poc'anzi, il problema probabilmente si può ritrovare nella conduzione familiare del rapporto genitoriale tra adulti e giovani. Sicuramente è una società molto in difficoltà, è una società in cui i cambiamenti sono repentini, è difficile ancorarsi a dei valori, è un po' decaduto anche il rapporto tra la società e la fede, che comunque prima in qualche modo era un deterrente rispetto ad alcune questioni legate anche al rapporto tra le persone. Oggi quindi dobbiamo riniziare sicuramente da un patto, un'alleanza tra le istituzioni e quindi la scuola e le famiglie, ma soprattutto ritornare alla responsabilità degli adulti nell'educazione dei propri figli e quindi dei giovani. Quindi un po' rivalutare anche il rapporto diciamo troppo distensivo e amicale tra gli adulti e tra i genitori e i figli. L'educazione deve diventare centrale, ma anche il tema della sicurezza, su cui effettivamente anche noi stiamo lavorando molto, perché non può accadere che si vada a scuola e si ritorni con un figlio che non c'è più. Quindi il tema della sicurezza rimane centrale, ma accanto quello dell'educazione e direi rieducazione. Noi stiamo investendo molto anche in termini economici, non è colpa degli insegnanti, non è colpa della scuola, ma sicuramente dobbiamo fare in modo che l'inclusione diventi reale, perché altrimenti è un boomerang e diventa devianza a tutti i livelli, ma soprattutto dobbiamo fare in modo che questi ragazzi ritrovino dei modelli. Senti, riusciremo a fare squadra all'interno del centrodestra su questo argomento
Ma anche la sinistra che ci sta guardando a braccia conserte dicendo ecco, siete al governo e vedete non succede assolutamente niente, tutto come prima, sta peggiorando giorno dopo giorno. Ma Riusciremo a non è trovare la nulla come quadra? prima. Assolutamente, noi abbiamo fatto passi da gigante, abbiamo proposte, abbiamo una linea chiara, e questo voglio dire, forse dopo tanti anni è la prima volta che risuccede. Abbiamo le idee chiare, sappiamo dove andare a lavorare e come farlo, sicuramente lo faremo, lo stiamo già facendo. Ovviamente non abbiamo una bacchetta magica, ci sono anni e anni di diciamo aperture a qualsiasi cosa senza dare una proposta politica netta. Noi lo stiamo facendo, sono sicura che noi lavoriamo e lavoreremo bene, i risultati si vedranno. Si ritorna sull'argomento di sicuro, Giovanna, perché per noi è la cosa principale, garantire sicurezza ai nostri cittadini e dare un po' di speranza di poter ritornare a casa quando vostro figlio va a scuola ogni mattina. Grazie. Certo. Grazie, gentilissimi, grazie mille. Giovanna Miele, buona giornata e alla prossima. Qui Parlamento. Non si può più tacere e far finta di nulla. Sono un padre di 2 figli adolescenti e vivo a Milano. Uno studente di 18 anni oggi è stato ucciso e accoltellato da un marocchino di 19 anni con permesso di soggiorno a scuola, in classe. Aveva portato da casa un coltello di oltre 20 centimetri, voleva ammazzare dunque. Hanno tolto i crocefissi dalle classi per non disturbare gli stranieri, ora insegnano l'arabo agli italiani perché gli stranieri non sanno una parola di italiano e così i programmi scolastici non si possono fare. Alle elementari, durante le lezioni di religione, si insegna la religione musulmana agli italiani. Quando si parla di cristianesimo, i bambini musulmani escono dalla classe. La sera a Milano bande di criminali magrebini e africani armate di coltello vanno in giro a seminare il terrore tra i ragazzi, tra i più deboli e vulnerabili. Un ragazzo è stato reso invalido a vita e una donna e donne stuprate. Oggi uno studente di 18 anni è stato ucciso a coltellate in classe, a scuola, da un ragazzo marocchino di 19 anni con permesso di soggiorno. Stiamo importando una marea di criminali senza documenti in questo paese che uccidono, stuprano e violentano. Forse l'Italia ha sbagliato qualcosa, forse l'Italia sta sbagliando qualcosa. Sono un padre di 2 figli adolescenti e non posso tacere. E non rompete il cazzo col razzismo, stiamo tornando al Medioevo qui e bisogna comportarsi di conseguenza ora. Questa è la short di Tricarico che trovate facilmente su Instagram, che trovate facilmente su YouTube e un'ode a questo Tricarico. È nato a Milano nel 71, diplomato in flauto traverso al conservatorio, diventato noto al grande pubblico nel 2000 con Io sono Francesco, puttana la maestra. Ha vinto nel 2008 il premio della critica Mia Martini al Festival di Sanremo con Vita tranquilla, ma diciamo che ha sempre fatto della sincerità la sua cifra, anche con dei pezzi forti, potenti. Questo, che si intitola Lettera di un padre, penso che l'abbiamo scritto tutti quanti noi che ascoltiamo questa radio e che cerchiamo di fare della buona politica, e la politica deve servire in questo caso a garantire una vita un pochino sicura a tutti i cittadini. Che ne pensate? 340-6709-659, sarebbe da intervistare Tricarico, nonostante non sia uno sconosciuto, lo sapete, io punto sempre sugli sconosciuti, ma comunque non è neanche tra quelli che salgono tutti i giorni sui palchi. Ritorniamo sulla verità, perché deputati e trattori
oggi saranno a Strasburgo, provano ad affossare Ursula e il Mercosur. All'Eurocamera mozione per chiedere l'intervento della Corte di Giustizia contro il trattato Mercosur. Riunione von der Leyen PPE. Lo grideranno migliaia di agricoltori questa mattina a Strasburgo, assaltando la sede dell'Eurocamera, sostenuti dalla voce dei trattori. Von der Leyen, vattene! Lo scrive Carlo Cambi oggi sul quotidiano La Verità, che sentiamo spesso e volentieri su queste frequenze, e anche la Lega ha promesso battaglia. L'unica, pare, all'interno del centrodestra. Ma è mai possibile? Boh. Andiamo su Libero. Minimo, l'apertura del quotidiano Libero è kamikaze europei tra le foche. Continuiamo a prendere in giro questa situazione Groenlandia. Scontro con Trump, le borse vanno giù. Dazi, minacce, controminacce sulla Groenlandia tra USA e Bruxelles. I mercati tremano, Crosetto prova a calmare le acque. L'Unione Europea sbaglia a parlare di ritorsioni, ma la sinistra contesta. In centropagina naturalmente l'addio a Valentino, la leggenda della moda e l'editoriale di Mario Secchi, 365 giorni di Donald e ancora non capiscono. Lo vediamo e anche noi a volte facciamo fatica. Altro titolo rilevante, la paura a Lonate Pozzolo in provincia di Varese, minacce di morte all'uomo che uccise il ladro rom in casa. Lo leggiamo subito. Massimo Sanvito, sullo sfondo c'è la bandiera internazionale dei popoli rom e sinti, azzurra e verde con una ruota rossa nel mezzo, sopra una colata di minacce a quello che per loro è un assassino. Eh sì, era lì per lavorare, hanno dichiarato, ma per la gente per bene è semplicemente un uomo che si è difeso dentro casa sua. Prosegue a pagina 11 e lo andiamo allora a ricercare, eccola qua. Insulti agli italiani che generalizzano e condannano tutti i sinti e difendono un assassino senza conoscere i fatti reali. Messaggi che rimbalzano sui social e toccano persino i giornalisti. Noi sinti vinceremo, dovete fare una brutta fine. L'avvertimento spedito via Instagram alla redazione del giornale locale Torino Cronaca. L'allerta resta alta, altissima sull'asse Torino-Lonate Pozzolo, fuori dalla villetta della famiglia Rivolta dove Adamo Massa e i sodali erano giunti in trasferta di lavoro, così ha spiegato uno dei cugini, c'è ancora la presenza fissa dei carabinieri. Dopo la reazione a caldo, ovvero l'assalto al pronto soccorso di Magenta da parte di 200 nomadi, pure quella a freddo, ovvero il tam tam social, non lascia dormire sonni tranquilli. Aggiungiamoci pure la colpevolizzazione del proprietario di casa da parte di certi fini pensatori progressisti della serie un furto non vale una vita, ed ecco servito il menù dell'alta tensione. Dobbiamo stare tutti vicini alla famiglia Massa. Forza Sinti, l'assassino deve pagare le più brutte cose. Noi Sinti dobbiamo fare vedere chi siamo e come ci teniamo alle nostre famiglie e figli, si legge nel primo avviso. Ecco il secondo, in salsa biblica. Ricordate che il ladro è stato perdonato da Gesù ed è entrato nel regno dei cieli con lui, e l'assassino non sarà mai perdonato né in cielo né in terra. Ed ecco anche il terzo, un atto di accusa contro gli italiani. Ogni giorno si sentono notizie di italiani che uccidono, stuprano e abbandonano i propri figli. Siete voi la vergogna di questo paese. Tra i sinti tali atti non sono tollerati. Avete strappato via un padre a 3 bambini in modo spregevole. Questo è per dirvi che tutti i sinti sono più uniti che mai. Personcine a modo, non c'è che dire. Sull'altro fronte, quello degli italiani stufi delle incursioni dei ladri nei propri appartamenti e soprattutto della retorica buonista antilegittima difesa, non c'è volontà di fare un passo indietro. Sui muri di Busto Arsizio, una manciata di chilometri da Lonate Pozzolo, sono comparse delle scritte eloquenti: Forza Rivolta, via i Rom. Detto che vergare qualsivoglia pensiero con bombolette spray non è mai un esercizio lodevole, in questo caso vanno concesse le attenuanti del caso agli autori, su tutte quelle dell'esasperazione.
Solidarietà comprensibile a un uomo onesto, vittima di un vile agguato, 3 contro 1 a casa sua. Imbrattare i muri non è un buon esempio civico, ma capisco l'indignazione di tanti cittadini che stanno riempiendo i social con frasi di ogni tipo, ha commentato il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Tolini. Del resto, le persone uscite dal campo Sinti torinese di Corso Unione Sovietica erano lì per lavorare, non era armato, sono difficili da digerire per chi ha la colpa di credere ancora nel valore della legalità, praticamente impossibile passarci sopra. Certo, non siamo al Far West urbano, ma con la demonizzazione di chi si difende per evitare di farsi saccheggiare la casa se va bene o la vita se va male, amici dei ladri di sinistra stanno pericolosamente soffiando su un fuoco mai sopito. E qua ci fermiamo, ma prosegue l'articolo quest'oggi, un paginone a pagina 11 di Libero che mette anche il trafiletto del prete siciliano, un prete siciliano, Don Marco Damanti, parroco di Ravanusa e Campobello di Licata in provincia di Agrigento, che ha detto: bella notizia, la morte del rapinatore. Si accendono le luci dei lampioni sul buio di un'inutile città ed io che perdo sempre le occasioni, ma questa vita non ha più pietà. Di strade ne ho percorse già fin troppe per poi trovarsi al punto di partenza e risvegliarsi con le ossa rotte dal peso così grande di un'assenza. Dimmi dov'è la verità, se un giorno perderò i ricordi, se tornerò ma sarà tardi, magari è solo vanità, la scusa per rinchiudersi in quei silenzi stupidi. Che cos'è che stai cercando? Dimmelo se stai aspettando un treno per le stelle, così magari prendo il volo. Sono solo e non mi basto, perdo il senso nel contesto di giorni miserabili che fanno giri a vuoto e sono qua. E tornan qua. Si spengono le luci sul sipario, rimaniamo soli ad osservare i giorni arrotolati in un sudario di quella veste da dimenticare. Dimmi cos'è questa realtà, così saprò distinguere il vero dalle maschere. Che cos'è che ando un treno per le stelle, così magari prendo il volo. Sono solo e non mi basto, perdo il senso nel contesto di giorni miserabili che fanno giri a vuoto e tornan qua. E tornan qua. E tornan qua. E tornan qua. Dimmi cos'è questa realtà, così saprò distinguere il vero dalle maschere. Che cos'è che stai cercando? Dimmelo se stai aspettando un treno per le stelle, così magari prendo il volo. Sono solo e non mi basto,
perdo il senso nel contesto di giorni miserabili che fanno giri a vuoto e tornan qua. Ditemi se non è bella anche questa canzone di Marco Labbate, in arte Lama, così si fa chiamare, con la canzone intitolata Un treno per le stelle. Lui è nato a Torino, cresciuto tra Piemonte e Lombardia. Lama, Marco Labbate, ha ottenuto importanti riconoscimenti nazionali, ma anche premi per miglior inedito, miglior testo, il premio Lucio Dalla, il Fuori Classe Talent, Milano Sing Galà, insomma tanti premi, ma non è mai riuscito a salire sui palchi importanti. Un treno per le stelle, un pezzo che merita, che trovate facilmente sugli store digitali e naturalmente su YouTube. Si ritorna alla realtà e a quest'ora del martedì ci colleghiamo con una realtà molto buona e naturale. Sto parlando con i prodotti di Alberto Acerbis. Ciao! Buongiorno a te Sammy, un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, buongiorno, buon mattino. Questa mattina innanzitutto grazie a tutti coloro che stanno ordinando, stanno chiamando e, per noi cosa molto importante, chiedono informazioni perché. Quando si acquista dall'azienda Acerbis, noi abbiamo piacere che l'ascoltatore abbia la consapevolezza di quello che sta acquistando, perché come tanti sanno adesso con l'olio extravergine di oliva tra 15 giorni inizia la baraonda, arriva quello dalla Tunisia, sapete che la Tunisia è diventato il secondo prodotto europeo, un po' andrà in America, ve lo anticipo. Come fa Alberto Acerbis a saperlo? Lo sa e basta. Tanto andrà in America per un contratto fatto con gli americani, ma tanto arriverà in Italia. Quindi mai come adesso è importante capire cosa si sta acquistando parlando dell'olio extravergine di oliva. Chi acquista l'olio Acerbis da 25 anni sa che parliamo di un olio che nasce dall'estrazione a freddo delle nostre olive italiane, certificate l'origine, sa che sono disponibili, questo sembra una cosa molto importante, le analisi chimico-fisiche del prodotto, che non sono le 3 cosine scritte sull'etichetta che poi che hanno anche quegli oli, costano un po' economici, che non si sanno, anche lì c'è le analisi chimico-fisiche che diciamo noi sono un foglio particolare, un'analisi particolare che voi ci chiedete, noi ve le mandiamo per il vostro medico, per la vostra dieta, per il vostro bambino, insomma. Partiamo sempre da un presupposto: l'olio extravergine di oliva è un nutraceutico, fa parte di quei prodotti che nell'essere consumati devono fare bene alla salute, ma devono essere fatti e il frutto deve crescere in maniera perfetta. L'offerta è questa, vi do un consiglio amici, guardate che lo con nessuno, non lo faccio con nessuno. Voi dovete, se volete, se ci conoscete e non avrete dubbi a buttare il cuore al di là dell'ostacolo, prenotare l'olio Acerbis anche per il mese di febbraio, anche per la fine di febbraio, perché quest'anno abbiamo avuto un frutto meraviglioso, ma le quantità sono veramente scarse. Quindi 84 euro, 6 bottiglie da un litro, un litrone di olio Acerbis estratto a freddo a casa vostra. E non è uno scherzo, Sammy, quando dico che non pagate il trasporto, non lo pagate, vi arriva sull'uscio di casa. Come si fa? O si va sul sito olioacerbis.com, andate a vedere tranquillamente, oppure dovete prenotarlo questo numero. Lo prenotate all'imbottigliamento, il numero è questo, 030 68 40 408. Prenotatelo anche per fine febbraio, noi imbottigliamo solo prodotto fresco per portarvi la genuinità italiana che il mondo ci vede. Ho detto tutto, forse anche di più, io vi voglio bene, ciao buon Sammy, fa bravo che il pieno costa caro e andiamo avanti, giusto? È giustissimo Alberto Acerbis, poi nelle prossime settimane ti chiederò un parere anche, e vedremo come andrà a finire, sulla questione Mercosur, se dobbiamo averne paura oppure no. Chiaro che chi tiene... fermi. Ti rispondo subito, noi non dobbiamo aver paura di nessuno. Partiamo da questo di nessuno e poi andremo a valutare volta per volta quello che si proporranno, pezzo per pezzo.
E intanto sosteniamo i nostri prodotti e in particolare la genuinità di Alberto Acerbis. Grazie Alberto, buona settimana. Un abbraccio agli ascoltatori, vi voglio bene, alla prossima. Ciao, grazie a voi. Vedi come la mette giù fa. Non dobbiamo avere paura di nessuno, ragazzi, soprattutto perché i nostri prodotti non sono secondi a nessuno. E se non avete ancora provato l'olio extravergine Acerbis e i suoi prodotti, fatevi un giro sul suo sito, ma soprattutto chiamatelo. Se gli telefonate adesso non lo svegliate, eravamo in diretta, 030 68 40 408. Provare una fornitura di olio extravergine di oliva Acerbis, lo provate voi, ma lo regalate anche a parenti o amici quando passate a salutare, una cena, un rinfresco tutti insieme, un regalo che non si aspettano sicuramente. Intanto siamo alle 9:10, certo, buongiorno ai tantissimi che ci stanno scrivendo al 340 6709 659, la nostra è l'unica rassegna stampa che si commenta in diretta. Tanti complimenti per Tricarico, questo cantautore che ha fatto sempre pezzi molto molto particolari e che questa volta ha fatto un pezzo dedicato a questa immigrazione terribili in questi mesi. Penso che la rimanderemo. Che ne pensate? Mi dite la vostra, perché sai, io ho influenza nella programmazione musicale di Radio Libertà, nel senso che ognuno di noi, nelle sue trasmissioni, può mandare in onda quello che vuole. Forse non lo sapevate, ma non siamo schiavi di nessuno. Per cui io, facendo la trasmissione, e ne sono onorato, più ascoltata di questa emittente, la rassegna stampa, posso infilarci dentro i pezzi che voglio. Normalmente, come vi dicevo, artisti sconosciuti, indipendenti, che meritano di essere ascoltati, ma che le altre radio non trasmettono. La facciamo una giornata solo con Tricarico ogni mezz'ora? Io la farei. Una proposta un po', sai, fuori dai canoni, perché non siamo normali noi che facciamo radio. Fatemi sapere, 340 6709 659. La rimandiamo questa canzone? Quasi quasi. Non era una battuta, la rimandiamo davvero. Dai, rimandiamola. Io sono pronto a rimandarla, assolutamente. Allora fai così, tira sul cursore, e ne parla oggi il quotidiano La Verità, di questa lettera di un padre del cantautore Tricarico, coraggioso, che dice cose che finora abbiamo detto soltanto noi. Sentilo un po'. Non si può più tacere e far finta di nulla. Sono un padre di 2 figli adolescenti e vivo a Milano. Uno studente di 18 anni oggi è stato ucciso e accoltellato da un marocchino di 19 anni con permesso di soggiorno a scuola, in classe. Aveva portato da casa un coltello di oltre 20 centimetri, voleva ammazzare dunque. Hanno tolto i crocefissi dalle classi per non disturbare gli stranieri, ora insegnano l'arabo agli italiani perché gli stranieri non sanno una parola di italiano, e così i programmi scolastici non si possono fare. Alle elementari, durante le lezioni di religione, si insegna la religione musulmana agli italiani. Quando si parla di cristianesimo, i bambini musulmani escono dalla classe. La sera a Milano bande di criminali magrebini e africani armati di coltello vanno in giro a seminare il terrore tra i ragazzi, tra i più deboli e vulnerabili. Un ragazzo è stato reso invalido a vita e una donna e donne stuprate. Oggi uno studente di 18 anni è stato ucciso a coltellate in classe, a scuola, da un ragazzo marocchino di 19 anni con permesso di soggiorno. Stiamo importando una marea di criminali senza documenti in questo paese, che uccidono, stuprano e violentano. Forse l'Italia ha sbagliato qualcosa, forse l'Italia sta sbagliando qualcosa. Sono un padre di 2 figli adolescenti e non posso tacere. E non rompete il cazzo col razzismo, stiamo tornando al Medioevo qui e bisogna comportarsi di conseguenza ora. Che ne pensate? Un'intera giornata trasmettendo questo pezzo ogni mezz'ora. 340 6709 659 con la proposta di Sammy Varin, perché bisogna essere convincenti quando hai un microfono in mano, un onore che hanno in pochissimi oggigiorno, e puoi scegliere chi essere,
Cosa fare? Siamo sul quotidiano La Verità, vi dicevo, è proprio il quotidiano La Verità che parla di questo pezzo a pagina 7, quindi se volete saperne di più, il grido di Tricarico, stiamo importando criminali, il cantautore irrompe sui social con il pezzo Lettera di un padre. Bande di immigrati seminano panico e violenza, non si può più tacere. Oggi La Verità è il vostro quotidiano, ma è vostro anche il quotidiano Libero, che è bello potente, oltre a raccontarci dei rom sempre più scatenati all'Onate Pozzolo, e ci sono fuori i carabinieri a fare la guardia al tizio che si è difeso, dice vendicheremo il ladro, i rom. Si parla anche dell'armata dei centri sociali, pronta a marciare su Torino. L'allarme è rosso, 3 cortei il 31 gennaio. A Scatasuna chiama a raccolta i compagni da tutta Italia per protestare contro gli sgomberi, anarchici in arrivo pure da Francia, Spagna e Grecia. E naturalmente lo studente accoltellato a morte in classe con la rabbia degli alunni che dicono professori complici. Giro la pagina, ancora sul quotidiano Libero, è la fascista Salvini. Salvini è fascista, lo sapevamo, ma la fascista finisce sempre in ini. Pausini. Fascista pure la Pausini, lo sapevate perché? Perché non ha cantato Bella Ciao nel 2022, ragazzi. Oh, non gliel'hanno perdonato. In una rete cos'era, in Spagna, eccetera, e scherzando gli hanno chiesto di cantare Bella Ciao e lei ha detto no, perché è una canzone politica. Laura Pausini crocifissa per la cover di Mengoni che ha fatto ultimamente e per la presenza al festival, lo sapete, sarà ogni sera conduttrice del Festival di Sanremo. Il solito circoletto rosso non le perdona il rifiuto del canto partigiano, scrive oggi a pagina 13 Daniele Priori. Tutto da leggere, così come tutti da ascoltare siete adesso voi. Chi vuole entrare in diretta su Radio Libertà? Dai, chiamate 0292947222. Tra una chiamata e l'altra io proseguo a leggere i quotidiani, come il quotidiano Avvenire, che scrive il CDA del mondo. Trump lancia la proposta di un Board of Peace, un consiglio guidato da lui con Putin e altri leader a pagamento. No di Macron, le contromisure dell'Unione Europea sulla Groenlandia. In taglio basso siamo sul quotidiano Avvenire, vertice sulla sicurezza, le scuole, educare previene le violenze. Potrebbe tenersi oggi, secondo fonti di centrodestra interpellate da Avvenire, il vertice di governo per perfezionare l'intesa in maggioranza sul nuovo pacchetto sicurezza messo a punto dal Viminale su furti e scippi, manifestazioni e immigrazione. La riunione convocata dalla Premier Meloni servirà a trovare la quadra sulle misure da inserire, mentre la Lega continua a alzare la posta, insistendo sulla necessità di aumentare a 10.000 dagli attuali 6.800 i militari assegnati alla vigilanza per strade sicure. E dopo l'accoltellamento di La Spezia, il ministro dell'istruzione Valditara annuncia l'intenzione di mettere dei metal detector davanti alle scuole. Molti presidi, assicura, sono d'accordo. Intanto, al primo giorno in classe dall'omicidio di Abanub in aula di La Spezia, centinaia di docenti ieri hanno ascoltato le paure degli studenti. La coordinatrice del forum delle scuole non violente dice: è pericoloso che si sentano dei soldatini. Così mette la notizia il quotidiano Avvenire. Il Corriere apre invece con la strage dei treni, shock in Spagna, 30 dispersi, i soccorritori dicono uno scenario apocalittico, Sanchez massima trasparenza, almeno 40 morti in Andalusia, un giunto rotto la possibile causa dello scontro. Naturalmente in centropagina addio Valentino, imperatore della moda. E poi Trump, minacce in una lettera, senza Nobel non penso alla pace. E abbiamo letto
il Massimo Gramellini di turno il suo caffè che si intitola "E dategli sto premio", è il Nobel naturalmente. 0292947222, ho aperto le linee, chi vuole parlare con me lo può fare in questo momento. All'interno del Corriere l'omicidio di Abba, parla l'assassino, i compagni non torniamo in classe, ho perso il mio gioiello, il giovane che lo ha ucciso ha agito da killer esperto, si intervista il padre, Abanub era il mio braccio destro in casa, oggi sul Corriere della Sera. Intanto Meloni vede gli alleati, dai minori agli scippi, così il governo prepara la stretta sulla sicurezza e c'è una telefonata in attesa, sentiamola. Pronto? Sì, pronto, buongiorno, ciao Semi. Ciao. Allora, la destra, che fino adesso non ha fatto niente per la sicurezza, ha l'occasione buona con questi 200 sinti camminanti, che sicuramente non saranno cittadini italiani, ma saranno romeni, ungheresi, croati, chissà da dove. Li prendiamo e li mandiamo tutti a casa sua. Forse è il momento di iniziare? Dai. Vediamo, dai, vai su da Salvini nel piano di sopra, lasciali un biglietto là della scrivania e digli come fare, dai, ciao. Grazie, ma l'ho fatto molte volte, lo posso fare tranquillamente. La parolina magica, remigrazione, per il momento la sta usando soltanto l'estrema destra. Il 24 gennaio estrema destra in corteo a Piacenza proprio sulla remigrazione, e è il momento che la usiamo anche noi. 0292947222. Pronto? Buongiorno signor Semmisetta, Buongiorno. io cambio argomento se non le dispiace. Prego. Sulla Groenlandia, è quello che ne penso io. Allora, la situazione, signor Semmi, della Groenlandia è da film di fantascienza, secondo me. A parte le notevoli risorse petrolifere che sappiamo già e minerario che possiede, è un territorio del quale finora non si era mai sentito parlare. Certo, era nel mirino di Trump, mi sembra, no? Fin dal primo mandato del presidente, ma ora è surreale che possa diventare uno Stato, secondo me, o un protettorato statunitense. I groenlandesi vogliono mantenere la loro libertà. Tant'è che era stato previsto in precedenza anche un referendum per acquisire la completa indipendenza dalla Danimarca. Eppure, signor Semmi, questi cittadini non si rendono conto che il Taikon ha intenzioni serie e così adesso cosa succede? Che la Germania, la Francia e la Norvegia mandano truppe di difesa a sostenerli. Trump è tuttavia troppo furbo per impelagarsi in una guerra contro l'Unione Europea. E per me finirà tutto in modo pacifico e con la diplomazia della Groenlandia che lo convincerà a desistere dalle sue intenzioni. Tutto qua, io la saluto e buona giornata. Grazie, lo penso anch'io e sinceramente mi chiedo se anche negli altri paesi d'Europa ci sia tutto questo fermento sui quotidiani, su queste argomentazioni che riguardano la Groenlandia. Intanto sul quotidiano Il Corriere si parla, grazie a Marco Cremonesi, anche di Vannacci, ma solo di rimbalzo. Alla Lega le correnti non servono, ora spazio alle idee. A dire questo è Siri. Armando Siri, alla 3 giorni di Roccaraso, presenterà l'Arca delle Idee. Ne stiamo parlando nei nostri qui Parlamento, ma certamente anche nel Segui la Lega. Siri è autore di un manifesto per il partito. Politica per le anime, il più atipico dei leghisti, Armando Siri, lancia l'umanesimo leghista. Creatore della scuola del partito, promotore della flat tax, alla 3 giorni della Lega a Roccaraso, Abruzzo, l'Aquila, proporrà l'Arca delle Idee, lo spettacolo basato sul suo manifesto dei tempi nuovi. Certamente noi lo seguiremo. Un'altra chiamata 0292947222. Pronto? Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Buongiorno. Un po' di sassolini nello stagno. Non Vai. confondiamo i Sinti con i Rom. I Sinti generalmente sono italiani, quindi non possono essere buttati fuori, a meno che non ci siano veramente delle gravi situazioni dove togli la cittadinanza. I Rom sono un'altra cosa.
Poi, per quanto concerne il discorso dei coltelli, questa gente, chi ha in genere i coltelli in tasca, o immigrati di prima, di seconda o terza generazione, vengono da paesi dove è normale portare l'arma da taglio. Io ho una cara amica, appena andata in pensione, ex collega, che ha girato tutto il mondo, gli mancano penso un paio di paesi. Lei è una viaggiatrice seriale, lei fa 4-5 viaggi all'anno, anche perché aveva un lavoro dirigenziale, quindi non aveva 1.500 euro al mese. Ecco. E lei nei paesi arabi musulmani c'è stata, nei mercatini c'è addirittura in giro, vedi la gente con gli spadoni attaccati alla cintura, lei lo raccontava. Quindi per loro è normale, il coltello è, il buon musulmano deve sempre portare con sé il coltello. Quindi questi, anche se sono cresciuti oppure addirittura nati in Italia da famiglie che arrivano da là, la mentalità ce l'hanno da piccoli, perché vengono cresciuti in quel brodo di cultura. E i nostri meridionali, in un certo senso, avendo avuto per qualche centinaio d'anni la dominazione araba, ce l'hanno quella cultura lì del coltello. Ecco perché Napoli, Palermo, eccetera, non hanno problemi da questo punto di vista. Ultima cosa su Trump. Trump, secondo me, sta utilizzando la strategia del purché se ne parli. Quindi lui continua a far baccano, a mettere in giro voci, eccetera, la Groenlandia e non so, e l'Ucraina e l'Iran, purché se ne parli. E attenzione, perché secondo me prima attaccheranno l'Iran e poi eventualmente dopo Cuba si parlerà della Groenlandia. Intanto fa confusione ed ha tolto gli Stati Uniti da una 60ina di organizzazioni internazionali, a testimonianza che con certe situazioni non ne vuole più avere a che fare. E poi, ultima cosa, gli Stati Uniti spendono 3.000 miliardi all'anno per avere in giro tutte le loro navi, hanno non so quante centinaia di basi a livello internazionale e quindi devono recuperare soldi. Anche il board per la pace di Gaza, perché chiedono, mi sembra, $1 miliardo ad ogni partecipante? Perché costa. Ciao Sammy, grazie. Grazie. Siete voi i migliori editorialisti. Su Radio Libertà entrate in onda semplicemente chiamando questo numero 02 92 94 7222. Provate anche voi. Pronto? Sì, pronto? Prego. Buongiorno Gino. Nulla, vorrei soltanto far presente che in quest'ultimo periodo riesco a seguire poco la radio. Ora ho problemi con l'audio sul telefonino, si sente male. Prima con la televisione era tutto molto più semplice e più accessibile. Ora invece ci sono molte difficoltà. Ecco, tenetelo presente questo. Poi un'altra cosa mi è venuta in mente. Repubblica, il giornale Repubblica che ora sta facendo un museo sulla sua storia, sul suo cinquantennale. Preciso che io non l'ho mai comprato e mai lo comprerò. Repubblica al giornalista Pansa non lo ricorda più, non lo ricorda proprio. Il giornalista Pansa è stato il suo vice direttore per 13 anni, lo hanno messo nel dimenticatoio i comunisti di Repubblica, i sovietici di Repubblica. Ecco, ottimo anche l'articolo sulla verità del dottor Veneziani. Grazie caro, ti taglio perché siamo di corsissima e certo avevamo il canale televisivo 252, per il momento non c'è più, questioni anche economiche, e allora vi stiamo inquadrando in questo momento proprio il sito radiolibertà.net, con il quale è possibile fare una donazione a Radio Libertà, o semplicemente andando in posta e segnatevi il numero di conto corrente postale 3767 1294 intestato a Radio Libertà Milano, causale contributo volontario. Grazie a chi ci sostiene. Pronto? Pronto, ciao, sono Battista, Sammy. Buongiorno. Ciao. Senti, tutti quelli che criticano questa persona che si è difesa a casa sua, no? E purtroppo ha dovuto uccidere un ladro e non hanno mai provato sulla loro pelle cosa vuol dire essere a casa e trovarti una persona che ti viene a rapinare. Prima di giudicare
una persona che si difende, magari presa anche in uno stato di panico, deve pensarci bene prima di accusare una persona che difende la sua famiglia, difende se stesso. Questa è un'Italia veramente incredibile, guarda. Non si capisce più niente. Grazie caro, grazie, un abbraccio a tutti quelli che come te e me non capiscono più niente, ma cerchiamo sempre ogni giorno di mettere sul tavolo quelle che ci sembrano le argomentazioni più importanti da affrontare insieme, da vivere insieme. Certo che se entrasse un ladro in casa a Sammy Varin probabilmente farei la stessa cosa anch'io, avendo una moglie, una figlia e un figlio. Che cosa faresti tu? Faresti la stessa identica cosa. Ce ne andiamo, minimo, grazie a Simone in regia, tra poco l'editoriale del nostro direttore Giovanni Sallusti, ma tranquilli, noi ritorniamo dalle 11 a mezzogiorno, avremo il potere al popolo leggendo tutti i vostri messaggi arrivati al 340-6709-659, ascoltando il Parlamento, ma avremo anche 2 taxisti. Oggi 2 taxisti in onda. Taxisti mica qualunque, taxisti sì, ma anche cantanti.